Il comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle non arretra e non fa sconti, interviene anche lui sul dissalatore che deve andare via dalla spiaggetta senza se e senza ma, con conseguente ripristino dei luoghi. Al tempo stesso, afferma il comitato Mare Nostrum, come previsto dalla fase 2 del progetto, il dissalatore fisso deve essere installato nella zona industriale ex ASI, ad est del porto, dove gran parte delle infrastrutture sono già esistenti e quindi riutilizzabili. E questo è in sintesi l'oggetto delle osservazioni avanzate dal Comitato Mare Nostrum in seguito alla richiesta presentata da Sicilia Acque SPA di rilascio ex articolo 36 della Code di navigazione, una concessione demaniale marittima per l'occupazione dell'area dove insiste il nuovo dissalatore empedoclino. Il documento, sottoscritto come abbiamo già detto da Legambiente Agrigento, si sviluppa in 5 punti articolati che ne evidenziano le criticità di un'eventuale concessione per la vicinanza a uffici pubblici, scuole, abitazioni, non conformità urbanistica e paesaggistica, vicinanza al SIC Punta Grande, impatto ambientale del prelievo e scarico delle acque, danni alla Posidona oceanica, danni ai siti ovodeposizione delle tartarughe marine, mancanza di studi sulle correnti marine, mancanza di trasparenza e parere del Comune di Porto Empedocle. Il Comitato Mare Nostrum continua affermando come le obbligazioni di valutazione alternative e progettuali sulla base di questi punti espressi si richiede la valutazione giuridico-amministrativa ed economica circa la conflittualità di questa installazione a medio e lungo termine con la programmazione urbanistica non solo del Comune di Porto Empedocle ma dalla stessa DSP. Si raccomanda pertanto di richiedere formalmente alla società Sicilia Acque, con l'urgenza che il caso richiede, il cronoprogramma dettagliato con i tempi certi circa la dismissione del dissalatore mobile, con l'impegno che esso venga completamente smontato entro e non oltre il mese di giugno 2026 e di richiedere con le dismissioni del dissalatore mobile si proceda al recupero ambientale delle aree interessate con il pieno ripristino della spiaggia di Marinella, del tratto del demanio pubblico occupato, restituendoli all'uso originario e alla loro vocazione turistico-balneare in linea con la destinazione urbanistica attuale e alla programmazione di codesta a DSP.